Buongiorno, bentrovati con il notiziario di Prealpina.it. In primo piano la maxi truffa dei Green Pass. La Procura di Milano ha scoperto che i falsi certificati verdi venivano proposti a 100 euro su Telegram. L'indagine è stata condotta dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza, che ha eseguito perquisizioni e sequestri. 4 gli indagati. Le perquisizioni hanno riguardato diversi cittadini residenti in Veneto, Liguria, Puglia e Sicilia e gli amministratori degli account Telegram sui quali pubblicizzavano i pass, ognuno col proprio QR code funzionante per sostenere l'autenticità dei certificati. Gli indagati dicevano di poter contare sulla complicità di appartenenti al servizio sanitario e in ogni caso garantivano ai clienti la possibilità di riavere indietro il denaro se il pass non avesse funzionato. Il pagamento doveva avvenire rigorosamente in criptovalute. Sono decine i clienti che hanno condiviso con gli indagati i propri dati nella speranza di avere il pass senza doversi vaccinare o fare un tampone. E restiamo nel campo delle truffe con l'indagine condotta dalla Guardia di Finanza di Gallarate su un traffico di materiali contraffatti per smartphone, vetri, componenti interni, batterie, cristalli liquidi, touchscreen e scocche. Il materiale contraffatto e privo di autorizzazioni veniva introdotto in Italia dalla Cina. Oltre 11.000 gli articoli contraffatti, 17 le persone indagate. La Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di un appartamento, di un'autovettura di grossa cilindrata e ha eseguito inoltre il sequestro di 2 siti internet tramite i quali veniva posta in vendita appunto la merce contraffatta, per un ammontare complessivo dell'imposta evasa e del profitto del reato superiore a 3 milioni di euro. I militari delle Fiamme Gialle hanno acquisito informazioni in ordine ad alcune attività locali che operano nel campo delle sostituzioni e riparazioni di iPhone e smartphone, utilizzando appunto i pezzi di ricambio contraffatti di produzione cinese, privi, come detto, delle certificazioni. Tali materiali venivano acquistati attraverso siti internet e piattaforme di e-commerce riconducibili ad una società di Malta. Maggiori approfondimenti si possono leggere su prealpina.it. Ancora cronaca spostandoci a Malpensa, dove la polizia di frontiera ha arrestato un super latitante, cittadino nigeriano residente a Dubai, che era ricercato dalle autorità americane del Nevada e dell'Oregon. L'uomo risulta implicato in un vasto giro di truffe online che ha permesso di sottrarre decine di milioni di dollari ad oltre 400 privati ed enti pubblici. Il nigeriano, per sfuggire alla cattura, viaggiava con più passaporti recanti generalità diverse da quello con cui era ricercato. Dopo l'arresto l'uomo è stato portato nel carcere di Bustazzizio in attesa che la Corte d'Appello di Milano si pronunci in merito alla sua estradizione negli Stati Uniti. E adesso a Verano Brianza una coppia di giovani, entrambi ventunenni, hanno preparato una torta inserendo nell'impasto un grosso quantitativo di marijuana e hanno poi invitato a casa altri 3 amici per gustare il dolce da sballo che purtroppo ha dato i suoi effetti. A circa un'ora di distanza 5 ragazze sono stati costretti a chiamare il 118 a causa delle forti allucinazioni e dei malesseri incessanti. Portati in ospedale sono stati successivamente dimessi. Una delle ragazze era addirittura priva di conoscenza. Parliamo infine del Natale, spostandoci a Varese con le immagini curate da Angelo Puricelli sull'accensione delle lucine in città e sul mercatino in piazza Montegrappa. La magia di Natale si è accesa infatti ieri sera sulle note di Jingle Bell. 100.000 lucine hanno illuminato piazza Montegrappa, cominciando dall'albero di Natale che quest'anno è stato addobbato da una cascata di LED. Nella piazza le 30 casette del tradizionale e tipico mercatino organizzato da Prolog
blocco Varese in collaborazione con Ascom Varese e Confesercenti. Al centro di Piazza Montegrappa è stata posizionata una grande stella luminosa di 5 metri sotto a un magico cielo stellato. Una casetta di vetro ospita invece lo spazio per i più piccoli, il luogo dove consegnare la letterina di Babbo Natale, aperto tutti i fine di settimana con un ricco programma di giochi, laboratori e intrattenimento per i bambini. Le luci si sono accese anche ai giardini estesi, che ieri alle 18:30 si sono illuminati con 800.000 LED che compongono i percorsi magici tra carrozze e cavalli, una famiglia di orsi polari, igloo e paesaggi fiabeschi. Per godersi lo spettacolo però occorre rispettare le regole per contrastare il diffondersi del Covid, regole che l'amministrazione comunale ha introdotto a partire da questo fine settimana. L'ingresso ai giardini è dunque contingentato, e bisogna indossare la mascherina anche all'interno del parco. Le luci saranno accese tutti i giorni, dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 22 e dal venerdì alla domenica dalle 17 alle 23. Settimana prossima si potrà anche iniziare a pattinare ai giardini estensi, verrà infatti aperta la grande pista da ghiaccio di 300 metri quadrati. E con questo è tutto, vi diamo l'appuntamento al notiziario delle ore 19. Buona giornata.